Siamo all'ingresso del borgo di Sant'Antonio Abate, o Buvere Sant'Antonio, il mercato dove abitava Raffaele Viviani, il genio stabbiese da Castellammare di Stabia si trasferisce a Napoli e viene ispirato proprio da questo mercato, perché una delle canzoni più famose di Raffaele Viviani è ispirata dalle voci, dalle urla dei venditori ambulanti di questo mercato. Naturalmente sto parlando della rumba Rescugnitz. È un napoletano duro, è un napoletano arcaico, un napoletano che ha oltre un secolo e molte parole risultano incomprensibili, a cominciare proprio dai pireniz. Che sono sti pireniz? Beh, ve lo spiego io. I pireniz sono le pere avvizzite. Quando il pere è troppo maturo a un certo punto cade da solo, quando la pera insomma cade da sola e sembra proprio nel cadere queste pere sembrano tanti schizzi perché hanno la forma della gocciolina d'acqua o pira matura cara senza turciatura, e lui descrive quindi in questo modo il progressivo disfacimento dell'essere umano causato dal continuo ballare di questa rumba. Come tanti peli avvizziti cadi giù, cadi a schizzi fino a quando non scavezzi del tutto, fino a quando non scapizzi che stia rumba rescugnizze. Complicatissimo. Lo spassatempo erano le ciociole, tutto quell'insieme di frutta secca, di noci, noccioline e nocciole che si consumava a fine pasto, si consuma soprattutto nei pasti di Pasqua e di Natale. Quando è bello un battilocchio era questa frittella secca e lunga, era la mezza pizza, qualcuno lo chiama ancora oggi o pescetiel, era la mezza pizza che veniva venduta dai friggitori ambulanti. E battilocchio viene dal francese battanlel, che era questo piccolo copricapo che aveva una codina che sembrava sempre battere sull'occhio, e per questo motivo in seguito con la parola battilocchio in napoletano si indica pure un ragazzone grosso però di scarsa intelligenza. Quattro sordo o fannucchiella era il battipanni, un elemento che ormai è sparito dalle case, ma io lo ricordo benissimo perché mamma lo usava non solo per scuotere i panni ma anche per picchiare a volte noi figli. O mastrille a rattacasa, complicatissimo da spiegare, la trappola per topi e la grattugia, ma la parola che veramente rimane un mistero per tanti napoletani è stata da sempre o scicchignacchi da bottiglia. Lo dicevo, oggi è una lezione per napulegni. Sapete cos'è o scicchignacchi da bottiglia? Una cosa complicatissima e ve la spiego. O scicchignacchi da bottiglia era l'urlo dei venditori di giochi napoletani. Era un gioco antichissimo e, non ci crederete, basato sulla dimostrazione di un principio fisico, che è quello del diavoletto di Cartesio, un principio che serviva per misurare la pressione interna di un liquido. Ora, per voi ho provato a ricostruire cos'era il diavoletto di Cartesio e quindi in qual modo una volta i bimbi napoletani giocavano a questo gioco. Se noi mettiamo un flaconcino pieno d'aria, io ho usato una cannuccia piegata così, pieno d'aria, all'interno di una bottiglia ben tappata, cosa facciamo? Se noi comprimiamo la bottiglia, ci aspetteremmo che il flaconcino vada verso l'alto, e invece per un motivo fisico, che è quello del diavoletto di Cartesio, guardate cosa succede, comprimendo va verso il basso, rilasciando va verso l'alto. I bambini imparano a giocare a questo gioco all'interno di una bottiglia e lo chiamano scicchignacchi in da bottiglia. Ovviamente loro non c'era la plastica, la bottiglia era di vetro e comprimevano un tappo di gomma ed era un gioco, un passatempo dei bambini. Alla bottiglia ci ho appeso proprio la faccetta del diavoletto. Era un principio fisico che si chiama il diavoletto di Cartesio perché fu enunciato nel 600 da Cartesio. Cartesio è quello delle assi cartesiane, quello del cogito ergo sum, insomma era un filosofo e matematico francese e lui enunciò questo principio. Chi l'avrebbe detto che qualche secolo dopo il principio di Cartesio sarebbe divenuto un gioco? Se io premo il diavoletto scende, se lascio il diavoletto sale. È chiaro che oggi parlare di questo come un gioco, il diavoletto di Cartesio per divertirsi sembra molto strano, però era un modo per divertirsi dei bambini di inizio Novecento e veniva chiamato scicchignacchi da bottiglia, o Simone Cambriacono, o voleni pescare a fune, a rumene carota faia, con ma tanta pirenizza te ne scina a schizza fino a quando non scapizza, questa è a rumbere scugnizza.